Ultimo turno del 2017 nel girone B di Serie B femminile. Il Padova, reduce da 4 risultati utili consecutivi, fa visita alla Riozzese e l'occasione è d'oro per accorciare ancora di più con le zone più alte della classifica. Infatti la formazione lombarda ha 4 punti più del Padova. Le biancosudate sognano la vittoria per chiudere in bellezza una stagione iniziata storta, però inizia in maniera un po' storta anche questa partita, perché la Riozzese gioca molto meglio nel primo tempo. Al 16° va al tiro con Troiano, para a Pacagnella, poi 2 minuti dopo si rende protagonista di questa azione avvolgente e questo gol bellissimo di Grumelli, che cerca il pallonetto, lo trova forse anche con un po' di fortuna. Pacagnella è sorpresa e la Riozzese passa comunque meritatamente in vantaggio. Il Padova reagisce con questo colpo di testa di Ferrato fuori di poco, però come abbiamo detto le padrone di casa giocano meglio il primo tempo e qua vanno vicinissime al raddoppio con questo sinistro parato da Pacagnella. Il tiro di Edoci ci riprova poi verso la mezz'ora il Padova con Carli che fa tutto bene fino al tiro un po' strozzato con il sinistro che termina ampiamente a lato. Poi da qui a fine primo tempo è solo Riozzese con Oleotti che va vicina per 2 volte al raddoppio, qui con questo tiro che sfiora il palo. Nel secondo tempo però è tutto un altro Padova, subito Saggione di testa para il portiere. 6° minuto, Peruzzo vede il corridoio per Carli che entra in area di rigore, ci prova con il destro, palla alta. Reagisce però ancora la Riozzese con Oleotti e qua Pacagnella un grande riflesso, tiene in vita le biancoscudate che comunque, come detto, scosse da Mister Murro all'intervallo, giocano un secondo tempo decisamente migliore. Ci prova Catuzzo che cerca di bissare l'Eurogol contro la Torres ma non ci riesce. Si arriva al 79° minuto e c'è questo contropiede velocissimo del Padova. Fusetti in qualche modo riesce a servire il pallone a Claudia Ferrato, un primo tiro parato, poi con il sinistro arriva il pareggio biancoscudato a 11 minuti dal 90°. Ancora sempre Claudia Ferrato, è l'1-1 del Padova, reduce dalla stage con la nazionale under 23. Ferrato segna ancora il suo 9° gol in campionato, poi si arriva al 94° ed il sorpasso è compiuto sempre con Claudia Ferrato. Questo è un blitz in piena regola per il Padova che trova un'importantissima vittoria in trasferta, la seconda consecutiva, espugna per 2-1 il campo della Riozzese, chiude nel migliore dei modi questa prima parte di stagione. L'appuntamento adesso per la penultima giornata del girone d'andata è per domenica 7 gennaio in casa contro Atletico Oristano.